Io credo che nel calcio come nella vita non bisogna accontentarsi mai, bisogna sempre guardare avanti, bisogna sempre cercare di migliorarsi, bisogna sempre cercare di richiedere prima di tutto a se stessi il massimo, per poi essere noi i primi a chiedere e pretendere dai nostri giocatori, comunque dal mio gruppo di lavoro, il massimo della disponibilità, il massimo dell'impegno. A livello caratteriale sono un testardo, sono uno che quando si prefigge di raggiungere un obiettivo ci mette tutto se stesso per cercare veramente di fare le cose nel miglior modo possibile. I punti deboli è bene cercare di tenerseli per sé. Sappiamo benissimo com'è l'ambiente del calcio e com'è in generale la vita. Se i tuoi avversari o se i tuoi nemici conoscono qualche tua crepa, sono sempre pronti ad infiltrarsi dentro, quindi io me li tengo per me, cerco chiaramente di nasconderli il più possibile e di far sì che vengano esaltati di più i miei punti forti. Pioli vuole correre innanzitutto forte e Pioli vuole correre forte insieme al suo Chievo e quindi questo è uno degli obiettivi che io e la squadra dovremmo avere. Bisogna correre sempre forte, guardare sempre molto avanti, anche perché noi dobbiamo pensare che tutti i giorni i nostri avversari si allenano come noi e se noi non saremo bravi e capaci di allenarsi almeno quanto loro e possibilmente meglio, difficilmente avremo delle possibilità alla domenica di riuscire a avere risultati. Quindi noi dobbiamo correre forte, veloce, lavorare tanto e lavorare bene. La mia esperienza da Juve è stata un'esperienza importantissima e molto formativa dal punto di vista sia professionale sia caratteriale, perché ho avuto la fortuna di lavorare in una società modello all'epoca che faceva dei valori morali una delle fondamenta principali. E poi ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni. Ho sempre avuto il desiderio di provare a fare allenatore, perché è una cosa che sentivo, una cosa che volevo provare per mettermi alla prova, perché era la situazione che desideravo cercare di approcciarmi e cercare di mettermi soprattutto alla prova. La mia prima esperienza in Serie A è stata un'esperienza molto particolare. Ho trovato una società in amministrazione controllata, con problemi sia economici sia tecnici, e quindi è stata un'esperienza che poi alla fine si è rivelata negativa, anche se è chiaro che anche in questa annata negativa sono riuscito comunque a portare via tante situazioni e tante esperienze che sicuramente mi servirà in futuro e che comunque mi è servito. A Sassuolo l'obiettivo era cercare di migliorare il campionato precedente, dove Sassuolo aveva fatto un ottimo campionato, aveva lottato tutto l'anno per le posizioni di vertice, ma poi aveva solamente sfiorato i playoff, e cercare di andare ai playoff. Noi abbiamo fatto un campionato sempre di vertice, ho avuto a disposizione un gruppo di giocatori con grandi valori non solamente tecnici ma anche morali, e quindi abbiamo fatto il campionato che dovevamo fare. Il rammarico è essere arrivato ai playoff e non con l'organico completo. Io rimango convinto che se fossimo arrivati avessimo avuto più giocatori a disposizione, noi potevamo arrivare in finale e superare il Torino in semifinale e giocarcela in finale col Brescia, che sarebbe stato un avversario molto difficile, ma potevamo giocarci le nostre carte fino in fondo. Da questa esperienza del Chievo mi aspetto molto e mi aspetto tutto, perché è chiaro che l'ambizione mia era quella di tornare in Serie A. Ringrazio il Chievo per avermi dato questa occasione ed è altrettanto chiaro che farò di tutto per far sì che questa sia un'esperienza molto positiva. Sono sicuro che riusciremo a fare un ottimo lavoro, anche perché so che qui troviamo una cultura del lavoro, una base, una solidità importante. E quindi non vediamo l'ora di cominciare. Io e il mio staff abbiamo grande entusiasmo, grande determinazione, lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione che dovranno avere i miei giocatori. Voglio una squadra attiva, voglio una squadra che sappia creare situazioni importanti, che mentalmente cerchi sempre di affrontare l'avversario con grande positività. Però è innegabile che mi piace una squadra che cerchi di difendere più alta possibile, che non si porti gli attaccanti avversari nei pressi della propria area,
e che una volta riconquistata palla sia una squadra in grado di manovare bene, di avere parecchie soluzioni e di sapere sfruttare tutte le caratteristiche che abbiamo a disposizione. Uno degli aspetti più importanti, anzi lo definirei il più importante per un allenatore, è sicuramente quello della gestione del gruppo. Io con i miei giocatori sono molto chiaro, sono molto diretto, non mi piace passare sopra alcune situazioni, io preferisco intervenire in prima persona e preferisco parlare chiaramente al gruppo. Loro sapranno immediatamente cosa mi aspetto da loro, cosa pretendo da loro e sapranno anche cosa si possono aspettare da me. Ho conosciuto già nella mia prima esperienza di allenatore della Primavera del Chievo sia il presidente Campedelli sia il direttore sportivo Sartori. Grande serietà, grande professionalità ed è proprio su queste caratteristiche che io faccio molto affidamento perché sono convinto che grazie al loro lavoro riusciremo a ottenere dei buoni risultati. Sicuramente vorrei salutare tutti i nostri tifosi, inizialmente augurandogli chiaramente di passare una buona e serena estate al mare, in montagna, dove sono, e poi invitandoli a seguirci con grande calore, con grande entusiasmo, perché noi faremo di tutto per renderli orgogliosi della nostra squadra, perché metteremo sul campo sempre comunque degli atteggiamenti positivi, atteggiamenti importanti, e quindi venite quotidianamente agli allenamenti, seguiteci con grande calore e grande affetto, perché sono sicuro che metteremo sul campo i valori e quegli atteggiamenti, quella volontà e quella generosità che voi vi aspettate dalla vostra squadra.